La comunità di Favale si è riunita questa mattina nel santuario di Nostra Signora del Rosario per festeggiare la propria titolare. Presente il vescovo diocesano che ha invitato i presenti ad essere costanti nella preghiera del Rosario, il modo più efficace per richiamare la presenza di Maria in mezzo a noi. Perché non si tratta solo di seguire le sue parole e i suoi insegnamenti, ma di chiederle un'azione diretta che ci permetta di entrare in rapporto con il Signore. La Madonna, inoltre, ci aiuta nel combattimento spirituale quotidiano contro i sentimenti maligni che creano invidie, gelosie e distanza tra le persone. Una preghiera di pace, ha ribadito il vescovo, facendo anche riferimento ad alcune apparizioni della Madonna durante alcuni momenti storici particolarmente cruenti. La preghiera del Rosario per la pace. Per ottenere la pace, Maria chiese la recita del Rosario di fronte alla Prima Guerra Mondiale, di fronte alla rivoluzione sovietica, proprio come richiesta della pace. Numerosi i fedeli presenti nonostante la mattinata feriale, animati da grande devozione e attaccamento per Nostra Signora del Rosario. Questa per la comunità di Favale è la festa più sentita. La comunità di Favale è da più di 150 anni che è devota alla Madonna del Rosario, dai tempi in cui c'era la faida in paese dei Verdi e dei Turchini, e la Madonna ci ha dato la grazia di capire, di riappacificare la popolazione. Appunto in tutti questi anni la devozione verso la Madonna non si è affievolita, ma anzi il popolo di Favale riconosce Maria come madre di questo paese e vogliono festeggiarla con la loro forza, con la preghiera e con tutto l'affetto che possono dare a una mamma. L'importanza è vista anche da tutte le persone che partecipano, persone che oltre a quelli che abitano sempre qua a Favale, ma anche che hanno i genitori qua che ormai magari non abitano più, vedono una volta o due all'anno, ma non mancano a questo appuntamento.